Buongiorno a tutti, riprendiamo queste lezioni riprendendo il discorso, ricominciando a parlare del discorso dell'acqua, del problema dell'acqua. Purtroppo di molte risorse energetiche, di molte risorse di cui dispone l'uomo, ci si accorge soltanto quando queste cominciano a scarseggiare. Finora il problema dell'acqua è stato un problema poco attenzionato proprio perché di acqua, nonostante i numeri che vedremo tra pochi, ce n'è abbastanza. Ma la situazione purtroppo sta cambiando drasticamente e quindi è importante attenzionare questo problema in modo non indifferente. Finora il consumo è stato dovuto principalmente, tanto diamo un numero generale così riprendiamo il discorso che avevamo fatto nella scorsa lezione. La quantità complessiva di acqua disponibile sul pianeta Terra è di circa 1,4 miliardi di chilometri cubi d'acqua, però di questa parte solo 45.000 metri cubi sono acqua dolce e praticamente di questa solo lo 0,001% del totale quindi è disponibile per l'utilizzo da parte dell'uomo. Come viene usata quest'acqua? In parte per uso industriale, in parte per uso antropico, in parte per l'agricoltura, agricoltura che comprende ovviamente anche l'allevamento. La quantità nell'ultimo periodo, e quindi le previsioni ci confermano questo trend, la quantità di acqua utilizzata per uso industriale è rimasta sostanzialmente costante. La quantità di acqua per uso antropico invece è raddoppiata, la quantità di acqua per uso agricolo è più che raddoppiata, è quadruplicata. Le ragioni quali sono? Innanzitutto l'incremento demografico, in secondo luogo il cambiamento delle abitudini alimentari, ed è questo il tema fondamentale che ci interessa, lo sviluppo socio-economico, l'aumento del benessere, il processo di urbanizzazione e i biocarburanti che si stanno diffondendo. Un altro aspetto molto importante che avevamo appena accennato la volta scorsa è quello relativo alla localizzazione dell'acqua, cioè la distribuzione geografica delle risorse idriche sul pianeta. Il 64,4% delle risorse idriche di tutto il nostro pianeta sono presenti in soli 13 paesi. Questo cosa significa? Significa che deve essere distribuite, che ci devono essere delle regole, delle norme che regolamentano, che gestiscono questi scambi. L'allocazione delle risorse idriche è sbilanciata verso il settore agricolo, con il 70% dei consumi di acqua dolce, il 22% riguarda l'acqua dell'industria e l'8% è quello destinato a uso domestico. Ancora una volta io lo ribadisco, il dato relativo, il dato che di solito viene riportato, che proviene dalle Nazioni Unite, che dicono che bastano 50 litri di acqua dolce al giorno pro capite necessari per assicurare i bisogni primari legati all'alimentazione e all'igiene, è molto limitato. In realtà l'attuale domanda è molto molto più ampia e deriva da tutta una serie di altri fattori che abbiamo già discusso. Quello che è importante è che il diritto all'acqua è un diritto riconosciuto a livello globale, non solo a livello umano, ma anche a livello istituzionale. La prima volta a parlarne è stata una risoluzione del 29 luglio 2010 delle Nazioni Unite che hanno riconosciuto come diritto umano universale e fondamentale quello proprio dell'accesso all'acqua dolce. È un aspetto molto importante perché poi, come vedremo, ci riporta a un altro discorso che è quello se quest'acqua dolce deve essere privata o pubblica e quindi se dobbiamo rientrare o no in questo contesto. Rendere l'acqua potabile accessibile in quantità e qualità sufficienti a soddisfare i bisogni primari di una persona, tra l'altro, proprio per il motivo che abbiamo detto prima, è stato inserito come tra gli obiettivi dello sviluppo sostenibile del millennio, è il numero 10, che si propone di dimezzare rispetto al 1999, entro il 2015, la percentuale della popolazione senza accesso sostenibile ad acqua potabile e alle strutture igienico-sanitarie di base. Purtroppo nel 2015 questo obiettivo non è stato raggiunto. Nel 2008 le persone senza accesso a risorse idriche sufficienti e adeguate erano circa 884 milioni e di queste l'84% viveva in zone rurali. Quelle senza disponibilità di beneficiare di adeguati sistemi igienico-sanitari erano 2 miliardi e 6. Si tratta di numeri spaventosi che però sono stati pure tra l'altro riportati poi in altri obiettivi, ma che ci dimostrano come si tratta di un aspetto, quello della discussione dell'acqua, dell'accesso all'acqua, che è assolutamente fondamentale.
Come dicevamo, sono fondamentali le scelte di comportamenti dell'uomo per avere uno sviluppo, un consumo sostenibile dell'acqua. Ritorniamo a usare la parola sostenibile. Come abbiamo detto, sostenibilità è un tema che ricorrerà in tutte le lezioni che faremo perché è fondamentale, poi capiremo perché. L'impronta idrica, avevamo detto, di un prodotto è costituita dal volume d'acqua dolce consumata per produrlo, sommando tutte le fasi del ciclo di vita. Il confronto tra impronta idrica di alcuni prodotti agricoli in alcuni paesi del mondo esprime differenze notevoli sia confrontando i diversi prodotti fra di loro che prendendo in considerazione il luogo di produzione. In particolare, i prodotti dell'allevamento presentano un'impronta idrica maggiore rispetto a quelli coltivati perché gli animali d'allevamento consumano in alcuni casi per diversi anni prima di essere trasformati in prodotti alimentari una grande quantità di prodotti coltivati come nutrimento. Questo è il motivo per cui quando si rappresentano i consumi idrici, l'impronta idrica, scusate, sotto forma di piramide, di solito si ricorre per confrontarla con la famosa piramide alimentare che ha alla base cereali e vegetali e poi salendo via via si sale verso i prodotti raffinati e alla fine si arriva alle proteine, quindi alla carne e al pesce. Questo è il motivo per cui dicevo, quando si rappresenta i consumi idrici sotto forma di piramide, si parla di una rappresentazione su due piramidi e di piramidi rovesciate, cioè la piramide che dimostra, che riporta l'impronta idrica, quindi l'impatto sull'ambiente, è con la punta, col vertice in basso, che riguarda appunto i cereali, che riguarda i vegetali, poi comincia a salire, via via sale arrivando verso i prodotti trasformati, quindi per esempio i latticini o i prodotti derivati da origine animale, fino ad arrivare appunto a carni e pesce. Le diverse abitudini alimentari implicano un maggiore impatto sull'ambiente, ovviamente. Questo è importante perché ci fa capire anche quali sono le abitudini alimentari di una nazione e il commercio di acqua virtuale, perché come abbiamo detto prima, se è vero da un lato che c'è un maggiore consumo di acqua in alcuni paesi piuttosto che altri, è altrettanto vero che le abitudini alimentari e d'altro canto la scarsa disponibilità di queste risorse sul proprio territorio comportano uno scambio di acqua, non acqua vera ma acqua virtuale. Quindi l'impronta idrica, come dicevamo, può essere calcolata non solo per ogni prodotto, ma anche per ogni gruppo definito di consumatori. Se vi ricordate la volta scorsa abbiamo parlato di due tipi di calcolo dell'impronta idrica, uno che riguardava quello dei singoli prodotti, l'altro che poteva riguardare per esempio quello delle nazioni. Calcolando l'impronta idrica in valore assoluto, il paese, la nazione che consuma il maggior numero, la maggior quantità di acqua dolce è l'India con 987 miliardi di metri cubi, seguita dalla Cina e poi dagli Stati Uniti con 696 miliardi di metri cubi. Chiaramente questo è legato ovviamente al fatto che la popolazione in questi paesi è estremamente elevata. Se invece andiamo a guardare questi dati in funzione non tanto della dimensione, quindi a livello di paese, ma di singolo individuo, quindi come impronta idrica per uomo, per persona, il paese in assoluto che consuma di più sono gli Stati Uniti con 2483 metri cubi di acqua all'anno, seguiti dagli italiani che consumano 2232 metri cubi di acqua all'anno. Il terzo paese, quasi uguale all'Italia, è la Thailandia, dove ogni thailandese consuma 2223 metri cubi all'anno. Già questo ci fa capire come se io faccio un calcolo 2200 relativo all'Italia, 2232 metri cubi di acqua all'anno. Se io moltiplico 2232 per 1000, che sono i litri di acqua in un metro cubo, e lo divido per 365, capisco subito che quel consumo che abbiamo noi, che riportiamo di solito, è in realtà sottostimato. Per questo si parla spesso di acqua virtuale. L'Europa e in particolare l'Italia sono grandi importatori netti di acqua virtuale e la sicurezza idrica di questi paesi dipende fortemente da risorse esterne. Questo significa che il rapporto con la globalizzazione, il rapporto con gli altri paesi del mondo è strettamente dipendente dall'impiego dell'acqua e dalle opportunità che abbiamo di poter accedere a queste risorse. Opportunità che sono anche dei rischi in quanto il livello di interdipendenza tra i paesi nello scambio virtuale di risorse idriche
è destinata a crescere dato il processo continuo di liberalizzazione del commercio internazionale che ci porta a accedere a prodotti che richiedono una sempre maggiore quantità di acqua per essere realizzati. I rischi maggiori sono rappresentati ovviamente dal fatto che per ogni paese potrebbe verificarsi un'eccessiva dipendenza dalle risorse idriche da altre nazioni, ed è quello che sta succedendo all'Italia, nonché che le importazioni di questi prodotti ad alto contenuto di acqua virtuale implichino l'esternalizzazione degli effetti indiretti dello sfruttamento di questa risorsa di questa risorsa dal paese importatore rispetto a quello esportatore. Dicevamo prima il tema pubblico-privato. Si è parlato in diverse occasioni, qualche anno fa soprattutto, ai tempi di Parigi se ne è riparlato della COP di Parigi, del tema della privatizzazione dell'acqua. Bisogna tenere conto tre aspetti. Il primo è quello dei diritti di proprietà privata sulle risorse idriche, ammettendone da libera compravendita. Questa fattispecie è presente in alcuni paesi in via di sviluppo, tutt'altro che, diciamo, è tutt'altro che semplice e chiara. L'esempio che avevo fatto nella scorsa lezione tra Etiopia ed Egitto, gli scontri tra Etiopia ed Egitto lo dimostrano. Il secondo punto è quello del coinvolgimento del settore privato nella gestione dei servizi idrici. Anche quando c'è la disponibilità di acqua dolce sufficiente su un territorio, quest'acqua va gestita non solo per il trattamento, ma anche per la distribuzione. Ovviamente tutto questo comporta tutta una serie di problematiche, di possibili problemi che potrebbero sorgere legati a tre diversi modelli gestionali. Diciamo quello più comune è il monopolio territoriale vitalizio, privatizzato e regolarizzato che viene applicato per esempio nel Regno Unito, è basato sul trasferimento effettivo della proprietà delle intere infrastrutture e del controllo dell'acqua nelle mani di imprenditori privati. La seconda possibilità è la titolarità pubblica, ma l'affidamento temporaneo a privati attraverso meccanismi di gare e appalti, che è quello che succede in Francia, per esempio. Quello che succede in Italia invece fa parte del terzo gruppo ed è la titolarità e gestione pubblica, che è quello, oltre che in Italia, è quello che succede anche in Germania, per esempio, con l'acquisizione del mercato delle risorse necessarie per l'erogazione del servizio. Eh, Tutto questo ci porta a cosa? Ci porta a una serie di indicazioni, di spunti che potrebbero essere importanti per uno sviluppo sostenibile. Il primo è quello appunto di favorire o di studiare, di adottare strumenti che riguardano una gestione integrata dell'acqua, quindi mettere a punto delle politiche, dei modelli, degli strumenti di gestione integrati nell'ottica della water economy per affrontare con efficacia problematiche legate alle risorse idriche. Il secondo è quello di adottare pratiche, know-how e tecnologia per l'incremento della produttività dell'acqua. Basti pensare all'esempio che io faccio classicamente sempre in queste occasioni, quando noi scarichiamo l'acqua del water e buttiamo via da 8 a 12 litri di acqua dolce potabile. In altri paesi del mondo con 2-3 scarichi del water ci vive una persona. Il terzo punto che è fondamentale, che è l'oggetto delle nostre lezioni, è l'impronta idrica come indicatore oggettivo, semplice e comunicabile di questa risorsa, cioè impiegare l'impronta idrica come strumento di valutazione complessiva degli impatti ambientali delle persone e delle imprese di produzione e distribuzione all'interno di ogni settore e quello degli stati. Questo indicatore, cioè l'indicatore dell'impronta idrica, insieme con gli altri indicatori, cioè gli altri due indicatori che avevamo detto la volta scorsa, sono fondamentali per comprendere la sostenibilità, tema di cui abbiamo ampiamente discusso la volta scorsa e torneremo a parlarne, di un settore. Altro tema fondamentale, strettissimamente legato all'impronta idrica, come vedremo, è quello dello stile alimentare e del consumo a minor contenuto di acqua, cioè orientare i comportamenti individuali, i modelli di consumo verso stili di vita che implicano un impiego più attento dell'acqua. Quinto punto è la localizzazione efficiente delle colture e virtual water trade per un risparmio su scala globale delle risorse idriche consumate. Il sesto punto è l'impegno e la responsabilità delle istituzioni per garantire l'accesso all'acqua, cosa che purtroppo anche oggi in Italia purtroppo abbiamo delle lacune. Il settimo punto è la valorizzazione economica delle risorse idriche internazionali, del costo dell'acqua nel prezzo. E l'ottavo punto è la gestione, chiaro, tornando al settimo punto, perché è importante questo punto? Facciamo una piccola parentesi, questo punto è fondamentale perché è necessario calcolare, così come si calcola per esempio l'impatto sull'ambiente di un prodotto, di un'automobile, di un altro bene,
allora è necessario calcolare l'impatto sull'ambiente dal punto di vista del consumo idrico, per esempio degli alimenti o di altri beni e prodotti. Ottavo punto, dicevamo la gestione della risorsa idrica tra privatizzazione e controllo democratico. Anche questo, come abbiamo visto, è un tema importantissimo che ci permette di sviluppare o meno. Dicevamo prima, l'acqua e la quantità di acqua disponibile è diminuita e il consumo per contro è aumentato. Ma da un punto di vista pratico, il motivo per cui non se ne parla è proprio il fatto che di questa acqua ce n'è ancora a sufficienza per non essere in condizioni di criticità. Quali sono i paesi? Se vi ricordate, prima abbiamo detto che 13 paesi erano quelli con la maggior quantità di acqua. Benissimo, il paese che ha la maggior quantità di acqua dolce in assoluto è il Brasile, al secondo posto c'è la Russia, al terzo posto il Canada, seguito da Stati Uniti, Indonesia, Cina, Colombia, Perù, India e Congo. Ciononostante, come voi saprete, questi paesi non hanno tutti lo stesso sviluppo. Se guardiamo invece alle risorse, all'utilizzo dell'acqua tra agricoltura, industrie e famiglie, come dicevamo, la stragrande maggioranza viene impegnata dal settore agricolo, cioè circa il 70% dell'intera risorsa idrica mondiale di acqua dolce viene destinata all'uso al settore agricolo che comprende anche l'allevamento. L'abbiamo già detto la volta scorsa, lo ripetiamo, non lo diremo più. Questo non significa che in tutti i paesi del mondo si consuma il 70% dell'acqua per uso agricolo, anzi in alcuni paesi, soprattutto i paesi meno sviluppati, questo consumo riesce a salire fino al 90 al 95%. Per contro in altri paesi può un pochettino scendere, quindi per esempio come nel Nord America. La successiva, l'industria è il secondo settore, il secondo gruppo di consumo globale per il periodo delle risorse idriche, dopo l'agricoltura, che impiega circa il 22% dei consumi di acqua dolce. Il terzo settore è quello ovviamente quello umano, quello per uso domestico. Però, come dicevamo, attenzione perché questi consumi possono variare molto da paese a paese. Per esempio, in India la percentuale per uso agricolo è il 90%, in Grecia l'88%, in Argentina il 66%. Ci sono grosse variazioni da paese a paese. E visto che il settore agricolo è il settore particolarmente, come dire, responsabile dei consumi di acqua dolce a livello globale, ci sono tutta una serie di aspetti che dovrebbero essere attenzionati. Vi faccio un esempio molto, molto banale che può sembrare stupido. Per esempio, in Italia esiste una legge che prevede che per uso agricolo debba essere destinata l'acqua riconvertita dopo quella per uso umano. Benissimo, questo non avviene sempre e purtroppo c'è uno sovrasfruttamento anche dei pozzi. Se ci spostiamo in altri paesi del mondo, per esempio in India, in Pakistan, in Bangladesh, l'uso delle risorse idriche si è visto per uso agricolo, si è visto che questo uso sta non solo crescendo, ma crescendo in modo esponenziale. Questo che cosa comporta? Comporta il fatto che se venissero utilizzate tecniche di irrigazione sostenibile, probabilmente il consumo generale a livello globale di acqua dolce sarebbe molto più sostenibile, sarebbe molto minore. Purtroppo invece il trend ci dimostra che l'utilizzo di strumenti pubblici che sono attenti al consumo di acqua dolce stanno diminuendo, mentre stanno crescendo in modo esponenziale i pozzi e i consumi idrici, quelli diciamo tradizionali. Eh, un altro aspetto importante è considerare i laghi e i bacini di raccolta. I bacini di raccolta si stanno riducendo in tutto il mondo. Una delle cause per cui per cui l'attuale domanda d'acqua, che è già elevata, crescerà in rapporto alla disponibilità, è proprio quello legato al fatto dei bacini idrici. Non solo l'esempio tipico in questo caso è fanno vedere spesso i video, le immagini del lago Aral che si sta prosciugando. Benissimo, non solo c'è questo problema legato al consumo di acque dolce e ai bacini che contengono quest'acqua dolce,
Ma ci sono altri due problemi. Il primo, spesso a livello globale, è l'inquinamento di questi bacini. Molti di questi bacini purtroppo, siccome si trovano sul cammino di aree industriali, di zone industriali, purtroppo sono vittime di inquinamento da parte di queste industrie. Il secondo problema è che questi grossi bacini, anche se venissero lasciati così come sono, avrebbero comunque bisogno di una grossa manutenzione, di una grossa gestione, che è quello che poi succede in Italia o in Sicilia in modo particolare. Purtroppo quando questa manutenzione non viene fatta in modo corretto, si genera una quantità di limo sul fondo che riduce ampiamente la capacità di raccogliere acqua di questi bacini. Per cui alla fine, anche se il livello superiore di acqua appare lo stesso, in realtà il bacino, la reale capacità del bacino si sta sensibilmente riducendo. Quando si definisce scarsa la quantità di acqua? Allora, si definisce scarsa quando più del 75% delle risorse fluviali e sotterranee vengono prelevate per essere impegnate nell'agricoltura, nell'industria o per uso domestico. In questo caso, torniamo al discorso della sostenibilità che facevamo l'altra volta, in questo caso lo sfruttamento si sta avvicinando al limite di non sostenibilità. Si parla invece di incipiente scarsità quando l'acqua dal punto di vista ambientale, quando più del 60% delle acque fluviali vengono prelevate, lasciando al prossimo anno, al prossimo esercizio, una quantità d'acqua insufficiente. In termini tecnici la scarsità economica si verifica quando invece esistono ostacoli legati ai capitali umani, alle istituzioni, legati per esempio al fatto che questi bacini non sono sul territorio che noi dobbiamo utilizzare, che rendono le risorse idriche non disponibili a livello locale e potrebbero non soddisfare il bisogno umano. In particolare si parla di scarsità economica quando meno del 25% dell'acqua fluviale può essere prelevata per soddisfare il fabbisogno umano. Faccio un esempio che ho già citato la volta scorsa: in alcuni paesi sudamericani le risorse idriche si trovano al di là dei monti rispetto a dove ci sono i maggiori insediamenti urbani. Questo significa che c'è una grossa disponibilità di risorse idriche, ma prelevarle avrebbe un costo molto alto. Allora in questo caso c'è una scarsità economica. Un altro esempio potrebbe essere quello legato a quello del Congo, dove c'è una quantità di acqua enorme, Congo belga, però prelevare questa quantità di acqua, trattarla e gestirla perché è stata inquinata tremendamente, allora potrebbe essere estremamente costoso e allora diventa veramente difficile da gestire. Dicevamo perché aumenta la domanda d'acqua. Se vi ricordate all'inizio della lezione abbiamo cominciato a parlare proprio di aumento della domanda d'acqua, di crescita di questa domanda. Eh, Molti sostengono che questo aumento sia legato all'incremento demografico e all'urbanizzazione. In realtà non è sempre così e ora lo vedremo. Intanto la popolazione è vero che sta crescendo, questo sicuramente è un dato, però all'interno di un quadro caratterizzato da industria e complessità, un elemento diciamo buono forse c'è dato dall'UNESCO, secondo il quale l'incremento del volume di risorse idriche richieste per il settore principale di consumo dell'acqua, cioè l'irrigazione per uso agricolo, potrebbe essere inferiore rispetto all'incremento delle superfici irrigate grazie all'adozione di tecniche più efficienti. Cosa significa questo? Questo significa che se da un lato la popolazione cresce, dall'altro si stanno sviluppando sistemi di irrigazione più efficaci e più efficienti che permetterebbero al sistema di essere più efficace e quindi di consumare una quantità di risorse, di utilizzare una quantità di risorse idriche nettamente minore. Per contro cresce pure la quantità di acqua dal punto di vista urbano. E cresce anche, tutto questo è legato anche a un aumento del benessere della popolazione e al cambiamento delle abitudini alimentari. Ed è quello poi il nocciolo della nostra questione. L'aumento della popolazione mondiale, la maggiore capacità di spesa della popolazione, proprio in questi giorni è uscito un rapporto FAO relativo alla fame nel mondo nel 2019, che dice che in realtà la fame nel mondo sta aumentando, però è stato ricalcolato il numero delle persone che sono in condizioni di fame estrema, che è stato ridotto sensibilmente. In realtà esistono degli indicatori che poi vedremo che dimostrano come i tre settori, quindi emergenze climatiche, acqua e quindi di conseguenza acqua, fame e sviluppo sociale o comunque crescita della popolazione, sono strettissimamente collegati. Lo approfondiremo nella prossima lezione.
In media la produzione di una caloria, dicevamo, perché è fondamentale affrontare il problema dell'acqua legato ai consumi, alla tipologia dei consumi alimentari. In media la produzione di una caloria di cibo richiede un litro di acqua evapotranspirata. Quindi per una dieta vegetariana di solito sono sufficienti 2000 litri di acqua al giorno, mentre per una dieta ricca di carne bovina ce ne vogliono 5000. Già questo ci fa capire perché l'importanza della dieta mediterranea. Questo consumo di acqua tuttavia potrebbe essere ridotto qualora le carni bovine fossero prodotte da bestiame alimentato attraverso i pascoli irrigati e non con cereali. Perché? Perché per produrre quei cereali ho bisogno di elevate quantità di acqua, specialmente se si tratta di colture intensive, mentre per produrre le carni bovine non ho bisogno. Ovviamente il consumo dell'acqua nel caso di pesce, di consumo di risorse ittiche, chiaramente non c'è. E allora a questo punto una dieta mediterranea priva o quasi, quindi con un consumo molto ridotto di carni e con una buona percentuale di consumo di pesce, sicuramente potrebbe ridurre sensibilmente l'impatto sull'ambiente o comunque sul consumo dell'acqua. Secondo la FAO il consumo medio pro capite di carne nei principali paesi sviluppati, l'Italia tra questi, è 90 kg all'anno, contro un consumo di 40 kg nell'Africa subsahariana e di 6 kg nell'Asia orientale. Nei paesi in via di sviluppo si assiste a un incremento però del 2-4% all'anno del consumo di carne anno dopo anno. Questo significa che essendo pure cresciuta la popolazione, per alimentare una popolazione di 9 miliardi di persone, che è quella prevista nel 2050, anche se alcune stime parlano di un aumento della crescita della popolazione ancora maggiore, che però poi dovrebbe, come dire, stabilizzarsi intorno ai 10 miliardi, considerando un apporto calorico giornaliero medio normale di 3.000 calorie, saranno necessari altri 2.500-3.000 km cubi di acqua dolce, che è un valore stimato probabilmente per difetto rispetto a quello reale. Questo cosa significa? Significa che la domanda generale di acqua, quindi l'impatto sull'ambiente, sarà maggiore. O, se lo guardiamo dall'altro lato, che adottare tecniche di alimentazione, diete più corrette e meno basate sul consumo di carni bovine, come quella appunto della dieta mediterranea, potrebbe permettere non solo di garantire la sostenibilità, ma di ridurre l'impatto sull'ambiente. Inutile dire che poi altri aspetti sono quelli legati all'energia, ma di questo dico noi non ci interessiamo. Quello che invece vorremmo sottolineare, perché ne abbiamo accennato la volta scorsa, ma secondo me è bene ribadirlo, è il perché si sta riducendo la risorsa idrica. Cioè, abbiamo detto già la volta scorsa, da un lato sta aumentando il consumo idrico. Faccio una brevissima parentesi che è fondamentale. Alcuni aspetti vedrete che nelle varie lezioni verranno ripetuti non per un errore che facciamo, no, è voluto ripetere alcuni concetti per noi è fondamentale per consentire di fissare a chi ascolta di fissare questi concetti in modo più sostenibile, in modo più duraturo. Allora, abbiamo detto già la volta scorsa, lo ripetiamo ora, che la quantità di risorse idriche realmente disponibili, da un lato la popolazione sta aumentando, dall'altro la quantità di acqua si sta riducendo a causa di diversi fattori. Il primo di questi fattori è l'inquinamento. Tra le principali cause di riduzione della risorsa e della disponibilità di acqua c'è l'inquinamento che minaccia la qualità delle acque e delle risorse idriche. Già la volta scorsa avevamo visto che per esempio il fatto che alcune risorse siano gestite a livello antropico, il fatto che ci siano tutta una serie di gestioni industriali e anche l'esempio che ho fatto poco fa dei laghi che vengono utilizzati in alcune parti del mondo per depurare l'industria, i prodotti industriali o per lo scarico dei prodotti industriali, dei sottoprodotti industriali, allora questo ci fa capire come ci sono seri rischi dell'impatto ambientale. Il contributo del settore alimentare alla produzione di sostanze di origine organica inquinanti purtroppo è rilevante anche questo. Secondo alcune stime, il settore agroalimentare è responsabile di
inquinamento per il 40% nei paesi sviluppati, ma è ancora maggiore nei paesi sottosviluppati, nei paesi in via di sviluppo del 50%. In questi paesi il 70% dei rifiuti industriali, compresi quelli per la trasformazione dei prodotti agricoli, finisce nei corsi d'acqua senza subire alcun trattamento di depurazione, cosa che ovviamente ha un impatto sull'ambiente non indifferente. L'esempio classico in questi casi è quello della Cina, dico, non stiamo a nasconderci. Secondo il viceministro delle costruzioni della Repubblica Popolare Cinese, purtroppo già questo problema è, come dire, noto e attenzionato. Pur ospitando alcuni tra i più grandi bacini fluviali del mondo, 5, che sono i 5 dei 7 maggiori fiumi del paese, sono profondamente inquinati, così come il 90% delle acque sotterranee. Facendo così 700 milioni di cinesi ogni giorno bevono acqua contaminata. Questo è uno dei motivi per cui, secondo alcuni, ci sarebbe un tentativo di spostare l'attenzione della Cina verso altri paesi. In Cina c'è anche un problema che è quello della distribuzione delle risorse idriche, che è molto disomogenea. La Cina praticamente è separata in due dallo Yangtze, quindi a nord c'è una situazione di quasi abbandono, a sud dello Yangtze, che è una linea orizzontale, questa è lo Yangtze, a sud dello Yangtze c'è diciamo, il consumo, la popolazione, c'è l'inquinamento antropico, ecco. Meno della metà, un dato importante è che meno della metà delle acque di scolo del paese viene depurata e riciclata. Questo cosa significa? Che in quella metà della popolazione, in quella metà del paese che vive al di sotto dello Yangtze, c'è l'affollamento della gente e questo affollamento della gente genera un impatto sulle acque che è tremendo, che è terrificante. Per contro, al nord l'impatto è causato soprattutto dall'industria. Un altro aspetto molto importante che potrebbe avere, come l'abbiamo già detto prima, che potrebbe avere un impatto non indifferente sulla disponibilità di risorse idriche è quello del cambiamento climatico. Nonostante alcuni paesi dopo Parigi con il cambio di politica degli Stati Uniti d'America e di Trump continuino a negarlo, di fatto i cambiamenti climatici sono una realtà, è inutile prenderci in giro. Questo che cosa comporta? Comporterà, dicevamo già l'altra volta, tutta una serie di cambiamenti che potrebbero ridurre la disponibilità di risorse idriche per l'uomo. L'esempio classico è quello dei ghiacciai che si stanno sciogliendo. Nel momento in cui un ghiacciaio si scioglie finisce in mare, nel momento in cui quell'acqua finisce in mare diventa acqua salata e quindi non immediatamente usufruibile, utilizzabile per uso antropico. Lo stesso è quello che succede invece per altri versi in alcune zone dell'Africa e dell'Asia, dove le temperature medie che stanno aumentando e stanno aumentando in alcune zone del pianeta anche più velocemente delle previsioni, stanno producendo una maggiore evaporazione dell'acqua. Questa maggiore evaporazione dell'acqua comporta una diminuzione dei bacini idrici che è legato alla riduzione delle precipitazioni che tra l'altro non avvengono più in modo, come dire, accessibile e sostenibile, e questo crea tutta una serie di conseguenze, genera una serie di conseguenze che rende sempre meno sostenibile vivere in questi posti. Un altro esempio classico è quello dei monsoni che da sempre hanno caratterizzato per esempio l'economia e lo sviluppo dell'India. Tutto quello che sta succedendo a livello globale sta modificando drasticamente l'accesso ai monsoni, quindi l'utilizzo poi di queste risorse idriche in India. Purtroppo è un impatto che riguarda anche, nonostante si cerchi di negarlo, anche l'Europa, anche l'Italia. L'impatto del cambiamento climatico sull'ecosistema mediterraneo, per esempio, si sta manifestando principalmente con una significativa riduzione della disponibilità di acqua e di conseguenza della produttività delle colture. L'agricoltura e in alcune colture in modo specifico, per esempio quelle di cereali, saranno significativamente colpite dall'innalzamento delle temperature che si stanno verificando in questi giorni e che tra l'altro hanno raggiunto già oggi soglie ben al di sopra della media prevista quando ci sono stati gli incontri di Parigi. Cioè, agli incontri di Parigi si era fatta una stima
di innalzamento medio delle temperature a livello globale. Purtroppo i dati ci dimostrano che questo innalzamento sta avvenendo in modo molto più rapido e avverrà sempre in modo sempre più rapido, cioè la crescita dell'aumento delle temperature medie a livello planetario e di alcune zone sta crescendo non in modo lineare ma in modo esponenziale. In generale a livello mondiale sono individuabili due macro trend, due macro aspetti che potrebbero impattare gli ecosistemi, soprattutto quello marino, in particolare quello mediterraneo. Da un lato il forte incremento delle concentrazioni di CO2. Nonostante si parli da tanti anni ormai di emissioni di CO2, la quantità di CO2 emessa a livello globale continua ad aumentare, anno dopo anno continua ad aumentare. Questo che cosa fa? Produce un aumento dell'acidificazione degli oceani e delle acque con conseguenze negative sia per l'esistenza stessa degli ecosistemi, ma anche in relazione alla disponibilità delle risorse idriche utilizzabili per uso umano e anche come dal punto di vista delle risorse di pesce, di pescato. Dall'altro lato c'è il graduale rallentamento della corrente meridionale dell'Oceano Atlantico meridionale,